I pessimisti non fanno fortuna, la sfida del futuro come scelta. Questo è il libro che stiamo presentando, che poi vi verrà consegnato come omaggio al termine del convegno, prima di andare via. I pessimisti non fanno fortuna è una frase del lessico familiare, lei scrive, che ricorreva nell'ambito della sua famiglia, quindi immagino i suoi genitori, il padre e la madre. Come veniva detto, a che titolo, in che momenti si ricorda? Lei la menziona proprio nel libro questo. Ma i titoli, questo è il sesto libro, i titoli che do di solito sono le frasi che dico ai miei collaboratori, al team, no? Cioè, di solito i collaboratori passano cosa si fa, vengono a portare problemi. Io rispondo sempre, i pessimisti non fanno fortuna. Oppure ragioniamoci sopra. Però guarda, questa vera platea dei pessimisti non fanno fortuna, nel senso che non sono pessimisti. Se noi oggi invece di intervistare me intervistassero uno a uno le ex partite IVA, ma dopo un artigiano resta artigiano tutta la vita e basta. Non c'è il passaggio tra artigiano e pensionato, un mestiere che resta sulle vene. Mio papà che è artigiano e continua a fare il meccanico a 81 anni, nel senso che comunque trapoea, no? Nel senso in gergo tecnico, però comunque ancora, cioè, e penso che sia un esercizio che tutti i nostri artigiani comunque continuano a fare, o lo fanno sul mondo del volontariato, lo fanno da qualche altra parte, ma comunque tutti sono attivi. La storia di ognuno dei nostri artigiani è la storia, adesso perdonatemi, se perdiamo l'età media, vuol dire che questi sono signori che nel dopoguerra si sono rimboccati le maniche. Hanno conosciuto gli anni 50, gli anni 60 e solo un pessimista non faceva fortuna. Erano gli anni dell'emigrazione. Chi è che non ha un parente che è andato in Francia, in Belgio, in Argentina, in Australia? Sto parlando del secondo flusso migratorio, il primo quello del Brasile del fine 800. Abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto. Per dire che siamo un popolo dei pessimisti, assolutamente no. Oggi, grazie a questi signori, guardate, non ve lo dico perché siete qua, l'ho detto anche ieri sera in un... dove sono stato ieri sera? No, penso... Chi è che mi ricorda? Banca Ifis. Banca Ifis, bravo. Ieri sera ho detto la stessa roba. Poi guardate che questi signori qua che hanno conosciuto spesso l'emigrazione, che hanno conosciuto le fatiche, che hanno conosciuto la determinazione, eccetera, sono quelli che oggi ci permettono di andare col petto gonfio in giro per il mondo e dire che siamo i numeri uno, che abbiamo 180 miliardi di prodotto interno lordo, che siamo la regione più turistica d'Italia, 73 milioni di presenze, che avete il presidente migliore d'Italia, questo lo sapete. E questa roba. Ma al di là delle battute, questo successo nasce da aver avuto questi veneti. Guardate che il dopoguerra è stato tragico per il Veneto. Analfabetismo, fame, e qua non si ricorda più niente nessuno. Come il Covid, ha ragione Pastro. Prima dice andrà tutto bene i nostri eroi, adesso i ciapavolti i medici. C'è da vergognarsi. Allora, qua non si ricorda più nessuno da dove siete partiti voi. Io sento i racconti di mio padre, io sono figlio. Mio padre è meccanico, quindi a casa mia c'è il modello Veneto, Capanò e Villetta a fianco. Numero unico di telefono, quindi quando suonava in officina suonava anche a casa, dite che non l'avevate così. E a che ora suonava il telefono? All'ora del pranzo, garantito. E quella è la storia. E mio padre è figlio di un nato in Brasile nel 1896, che è morto a 100 anni mio nonno, sano di mente e tutto. E mio nonno è andato a emigrare a New York nel 29, cioè solo sfigava durante la crisi del 29 a New York, e lui si è ritrovato a New York. Questa è la storia dei Veneti. Noi dobbiamo essere orgogliosi di questa storia. Ieri alla banca, il giornalista che c'era mi ha chiesto, ma secondo lei perché noi siamo un po' trattati così? Perché noi pensavamo a lavorare. Noi non siamo occupati degli uffici pubblici in quegli anni lì, E io ho detto senza astio, non andavamo a fare i prefetti, probabilmente perché non avevamo scolarizzazione, non andavamo alla motorizzazione civile, non andavamo agli uffici del genio e altre robe, ma comunque aprivamo partite IVA, aprivate partite IVA e vi siete dati da fare e avete dato un regalo a sto Veneto che è unico.
Questa è la storia dei pessimisti, non fanno fortuna. Perché ho usato sto titolo? Per parlare ai ragazzi. La narrazione che si dà oggi ai giovani è una narrazione pericolosa. Non possiamo continuare a dire ai ragazzi che l'unica soluzione è fare le valigie e andare via. Perché io fra 2 anni e mezzo finisco, può esserci un diciottenne che può ambire a diventare presidente della regione, o diventare giornalista, o presidente degli artigiani, o primario della pneumologia del Treviso, o preside dell'università, o ingegnere, Allora, e ragazzi, noi dico che la prospettiva c'è. Anche oggi leggevo un articolo, un medico che dice, ma io ho vinto 2 concorsi in Italia e me ne vado a lavorare in Irlanda. Vabbè, bravo, hai fatto una scelta di vita. Però non possiamo pensare che la terra più bella del mondo possa essere trattata così. E i ragazzi ormai rischiano di alienarsi vabbè, insomma, grazie. E rispetto a questi temi, no? Che è quello che comunque non vale più la pena di sacrificarsi, perché tanto non avrai nulla. Però non è così. È fondamentale che noi parliamo dei ragazzi. Io ho dedicato un capitolo alle donne, ma uno anche ai ragazzi, che è centrale questo capitolo. Infatti è centrale. A questo proposito, proprio il tema di quest'oggi si parla, no, degli affitti. Per i giovani il problema è che non trovano affitti, c'è chi ha posto l'obiezione proprio su una rete nazionale dicendo sì, perché i giovani non vogliono sacrificarsi, non vogliono avere alloggi di un certo tipo, cioè un po' piccoli e stretti o lontano dalla sede di studio. Lei ha fatto un'esperienza a Udine in un appartamento, chiamiamolo così, in affitto. Quindi cosa dice? È il senso del sacrificio che è venuto meno perché sono più abituati a stare, tra virgolette, comodi, come dicono alcuni, oppure c'è qualche cosa che non funziona più nel nostro sistema? Allora, il mio appartamento di Udine è talmente un cesso che dopo 30 anni, un errore che non bisogna mai fare, un mese fa sono stato a Udine, un pezzo, non ci andavo più, ho detto beh, passo davanti, era una casetta, passo davanti a vedere se è ancora lì. Non è neanche riconosciuta, cioè, l'hanno rimodernata, rifatto tutto, probabilmente anche demolita, per dire quanto brutto era. E quindi è irriconoscibile diciamo, la ristrutturazione. Ma sapete, ognuno ha le sue storie, intanto bisogna non liquidare sempre le storie dei ragazzi come le storie di quelli che quando eravamo noi eravamo meglio. Non è vero. I ragazzi di oggi sono molto più avanti di come eravamo noi alla loro età. Lo dico per la mia generazione. Perché noi cos'è che facevamo? Chiedevamo a mamma e papà, voi ne sapete qualcosa, di comprarci cosa? L'enciclopedia. Quante enciclopedie che aveva comprato i figli? Tante. Conoscere, 1000 ricerche. Conoscere che costava tanti scherzi. Ma facevate le cambiali? Vi ricordate le cambiali che facevate? Perché la compravate con le cambiali. Oggi i ragazzi hanno il telefonino che costa molto meno dell'enciclopedia ed è come avere 1 milione di enciclopedie in tasca. Hanno un accesso, una connessione col mondo che è unica. Quindi diciamo che anche a parità di predisposizione intellettuale, di intelligenza, di quoziente di intelligenza, oggi spingono molto di più. Perché comunque è come non basta il talento, no? Ma ci vuole anche la preparazione al talento, perché uno che ha il talento di suonare bene il violino non si allena mai, rischia di essere sorpassato da quello che ha meno talento ma tutti i giorni ci dà dentro. E quindi comunque c'è questo. E io penso che i ragazzi siano assolutamente in gamba e dobbiamo investire sui ragazzi, non sputtanarli. Però c'è da dire una roba, se tu mi chiedessi la mia esperienza, mi ricordo i primi anni dell'università, io li ho fatti a Parma, allora mi ricordo che una camera l'affittavano a 600.000 lire, siamo nel 1986 che non era poco. Io ho studiato su aule nelle quali i primi anni se non arrivavi presto ti sedevi sui davanzali. Oggi sembra quasi che sia un delitto fare una roba del genere. Vabbè, oggi è anche un delitto appendere i voti al muro a fine anno scolastico, che è una porcheria aver vietato che ci sia il voto a fine anno scolastico. Anche perché è giusto che noi, cioè, gli studenti si possano confrontare con i colleghi, magari anche dire quello ha preso un voto troppo alto perché non studia niente, a volte accadeva anche quello, ma dire che il rispetto della privacy ormai non c'è neanche più il voto, non si sa più nulla, a me non sembra
tanto meritocratico questo aspetto. Dopodiché il tema della loggia studenti va risolto. Era proprio l'input per parlare di queste cose. Va risolto il tema. E io se io vi chiedessi cosa vanno a fare, adesso vediamo se siete preparati. Cosa vanno a fare i pensionati in Portogallo? Far vedere più la pensione. Ho sentito vivere bene, risparmiare, skate, pensione. Mi state deludendo. No, mi deludete perché mi sarei aspettato da un popolo come il vostro che mi avesse detto pensionati vanno in Portogallo perché vanno a Fatima. Cioè, non è che fate bella figura. Vabbè. Però è vero quello che dite. Quindi l'idea è che vai in pensione, vai in Portogallo, hai una fiscalità più vantaggiosa e paghi meno tasse. Nel libro dico, ma se candidassimo il paese più bello del mondo, che ha la regione più bella del mondo che è il Veneto, ad essere il paese dei giovani. Guarda che non c'è una persona al mondo che non ambisca di visitare i nostri territori. Chi penserebbe di poter nascere e morire senza aver visto Venezia? Comunque resta un sogno, no? Potremmo addirittura fare in modo che di essere l'unico paese al mondo, o il primo, che dice ai giovani italiani e del mondo che tutte le leggi che vengono fatte sono rispettose del futuro dei ragazzi. Voi dite, ma cosa significa? Beh, significa che i giovani non sono rappresentati, perché la nostra categoria adulti e anziani pesa moltissimo sull'elettorato. I giovani valgono poco e se la politica rappresenta chi vota, i giovani non sono rappresentati. Se poi non ci vanno neanche a votare, finisce che non sono per nulla rappresentati. Pensate se avessimo un paese che dice ai giovani che hanno determinate caratteristiche, siano accoppiati o single, che siano italiani o stranieri, che lo Stato trasforma la rata di affitto che hanno, secondo determinati redditi ovviamente, in una rata di mutuo. I giovani non hanno garanzie per farsi il mutuo, ma mutuo vuol dire progetto di vita. Allora noi se vogliamo far mettere radici in un paese che ha la denatalità, sono più morti di nati, tanto per tradurre. Cioè da qui ai prossimi 20 anni noi dovremmo fare come l'impero romano, delegare una gran parte delle attività umane agli stranieri a causa della denatalità. Almeno potremmo fare in modo di investire sui ragazzi, perché i ragazzi sono assolutamente una botta di energia per un paese. Questo è, poi ovviamente il libro parla anche di altre robe, dopo lo leggerete, però questa è l'idea. Noi dobbiamo candidarci a esserlo. Poi quelli che andavano a Fatima andavano in Portogallo, quelli che vengono qua andranno a San Marco. Ecco, lei a questo proposito, per avere prospettive e tutto, parla di un certo tipo di comportamento che è tipico dei veneti, di oculatezza e attenzione ossessiva verso tutto quello che rappresenta una forma di risparmio. Educazione che viene naturalmente dalla famiglia e anche naturalmente dalla madre, la madre che anche a casa sua, se non erro, teneva i conti in qualche modo dell'azienda. Questa forma, tra virgolette, ossessiva, che però ha fatto sì che dopo noi in Veneto abbiamo acquisito un certo tipo di ricchezza, di risparmio, di risorse. La riscontra ancora, come la vive, pensando al suo passato e vedendo anche all'attuale situazione presente, per avere ottimismo. Beh, è una forma ossessiva ma non feticista. Cioè, sono due robe diverse, nel senso che l'ossessione al risparmio nasce dalla fame. Se tu non hai fame e non hai provato, rischi veramente di non sapere cos'è. Cioè la bambagia non è una bella scuola, nascere nella bambagia. Nel libro infatti io cito un proverbio arabo che forse è la sintesi di tutto il ragionamento, anzi è la sintesi, assieme a un altro aspetto, che dice che tempi duri danno vita a uomini forti. Uomini forti danno vita a tempi facili. Tempi facili danno vita a uomini deboli. Adesso ognuno di noi pensa dove siamo. Cioè voi avete avuto i tempi duri e sono nati uomini forti, questa è la vostra generazione. Avete creato la nostra generazione
che ha avuto tempi facili e abbiamo dato vita probabilmente a molti uomini deboli. Però è una ruota che gira, adesso dobbiamo recuperare, non è che possiamo stare qui a piangerci addosso. E penso che l'idea del risparmio sia comunque tutta veneta, basti pensare al risparmio, come si può dire, monetario che abbiamo, ma anche il fatto della casa, non la Piera, il mal della Piera. Cioè il fatto che i veneti comunque sono legati a dei valori come quello dell'abitazione. Questa è un'altra prerogativa. Probabilmente anche perché l'abitazione era il luogo di lavoro, quindi non solo di vita, quindi serviva qualcosa di stabile. Questa è la storia dei veneti, che sono particolari i veneti, lo dice uno che conosce un po' tutte le regioni d'Italia, cioè ogni regione ha le sue caratteristiche, noi siamo fatti così. Ovviamente siamo sempre stati trattati come periferia dell'impero, quindi a noi nei film hanno dedicato le parti più a Servetta, Carabiniere deficiente, tutte queste robe qua, però adesso non ci provano più a vedere. Adesso non va più di moda parlare male del Veneto. E questo è il merito di questo successo che voi avete creato. Ma negli anni 50 oggettivamente chi non andava all'estero andava a servire. Quante donne, quante ragazzine, stiamo parlando di 13 anni, 14 anni erano già grandi, che andavano a servire, andavano a fare le tate oppure andavano a fare le bambine delle pulizie, come dico io. Mia madre è una di queste, è andata a 12 anni, 13 anni, 12 anni. Da Bibano di Gode è andata a Este. Era un viaggio, Tanta strada. Strada in quegli anni andavamo in viaggio di nozze a Venezia. Ecco, lei racconta della sua vita e tra l'altro è veramente, bello, io ve lo consiglio bello perché vabbè, io ho la stessa età, per cui mi ha aperto su un'epoca che avevo dimenticato, che si dimentica facilmente, che però capisci poi perché arrivi a un certo punto, perché hai percorso certe tappe. La famiglia, la sua famiglia, era una famiglia molto evoluta, all'avanguardia comunque, anche i nonni stessi hanno creato un'azienda sperimentale, cosa di non poco conto, e sua madre e suo padre le hanno dato degli insegnamenti paritari per quel che riguarda il genere, la parità di genere. Ha attraversato un periodo, gli anni 60-70, di grandissima evoluzione e emancipazione della donna. Come è cambiata la famiglia ed è cambiata anche la sua famiglia in qualche modo, è stata intaccata da questi cambiamenti? Cosa ha notato lei e sua sorella? Guardate, mia madre è l'ultima di 11 figli, quindi mia zia, la più vecchia, aveva 23 anni più di mia madre. Tanta roba. E mia nonna, che erano due sorelle, no? Mia nonna e la sorella, ha sposato due gemelli omozigoti. Quindi io non distinguo mio nonno da mio zio. La sorella muore di parto, mia nonna adotta 6 figli, quindi va a 17. Quindi io ho 6 zii che non sono i miei zii, ma io chiamo zii. Questa è la storia della fame. Se avessi scritto un libro sulla famiglia di mia madre, non titolerei Fame. Mia madre dice di aver mangiato la carne la prima volta a 18 anni. Vabbè, ma non è storia da albero dei zoccoli, così era. Mia madre è del 44, mio padre del 42. C'era fame. Famiglia di contadini, mezzadri, e mio padre invece se la passavano meglio, aveva 6 figli, 3 maschi e 3 femmine, sempre figli di contadini. I miei genitori non hanno mai fatto gli agricoltori, però i valori sono stati sempre quelli del rispetto. Cioè, per dire, non so, mi ricordo da bimbo, una ragazza restò incinta, e se la sua madre non si ha, come in alcuni posti del sud in quegli anni, e i miei hanno ospitato questa ragazza che è scappata di casa, poi sono diventati anche padrini del bambino nato. In posto passava il marocchino, se era ora di pranzo si fermava a mangiare da noi, non si conosceva neanche. Questo ci spiega come mai 40 anni fa, 50 anni fa si apriva la porta e si ospitava, adesso se sono al cappello non apre più nessuno. Quindi non è che noi siamo razzisti, è successo qualcosa di mezzo, perché i miei genitori sono gli stessi che ospitavano il marocchino, ma oggi non aprirebbero più la porta neanche sotto tortura. E poi il rispetto in generale, ad esempio il tema dell'omosessualità è uno dei temi.
perché comunque in tutti i paesi c'erano comunque le persone, fra virgolette, diverse, no? E noi siamo sempre stati educati al rispetto, ma estremamente al rispetto. Quindi non fare battute, non fare avere rispetto, eccetera. Questa è l'educazione che abbiamo avuto, niente di straordinario, penso che sia una roba che noi veneti abbiamo anche nel sangue, no? Cioè il rispetto. E pensate solo che noi, i nostri vecchi, quando chiedevi qualcosa dicevano comandi. Cioè, guarda che c'è il saluto comandi, dà già una dimensione di cosa sia il porsi a disposizione. I messicani salutano e dicono, tu dici grazie, e lo dicono per servirla signor, no? Per servirla signore. I nostri dicono comandi. Cioè, pensate che spina dorsale. Ma so che non vi ricordate sta roba, leggete i libri. Leggete il libro perché ci sono tanti. Però sta roba sul libro non serve, lo dico. Quella è come devo dire. Quindi, Presidente, ma lei come ha fatto a ricordarsi tutti questi particolari? Dietro le quinte, come è stato parlare un quarto d'ora prima? Hai imparato a memoria? Una memoria di particolari perché cita anche il famoso sacchetto di patatine, poi è andata poi fare. No, ma dietro questo C'è la parità di genere. Esatto, c'è la parità di genere e un cambio nella sua famiglia. La mamma era in ospedale perché nasceva la sorellina, bisognava fare la spesa, normalmente la spesa la faceva la mamma e invece Luca bambino accompagna il papà a comprare la spesa e guarda con occhi sgranati un sacchetto di patatine. Facciamo cos'è patatine pai perché quelle c'erano, non c'era tanto. No, allora c'è San Carlo. Ma lì ci sta tutto, cioè il fare la spesa, la divisione dei ruoli, si scardina un meccanismo perché da quel momento in poi suo padre acquisisce anche un ruolo diverso nella famiglia. Per lei è stato un momento importante, lo ha ricordato. No, ma vorrei dire una roba, il libro ha un'introduzione e 9 capitoli, sono 204 pagine. Non è un libro autobiografico, perché sarebbe stucchevole. Però ho utilizzato un aneddoto personale in ogni capitolo in apertura per parlare di un tema. Questo aneddoto l'ho utilizzato, voi dite per centro le patatine come parità di genere, adesso vi spiego cosa c'entra. Ho utilizzato anche degli aneddoti un po' particolari per parlare dei temi, come l'immigrazione, la parità di genere, l'ambiente, la guerra, perché il primo capitolo sulla guerra mi sembra che sia quello più, diciamo, che ci tocca da vicino. Questo perché? Perché nessuno ricorda, e a me è rimasta impressa sta roba da bambino, io avevo esattamente, la differenza con mia sorella sono 5 anni, avevo 5 anni, che quando tu andavi davanti all'espositore delle patatine, ricordate questo espositore in ferro plasticato col gancetto, le patatine erano tutte agganciate sul buchetto, no? Ma nessuno si ricorda che le patatine c'erano quelle per i maschietti, per le femminucce, perché avevano la sorpresa per i maschi e per le femmine. Oggi siamo talmente pieni che la sorpresa non c'è neanche più. Io farei un appello di rimettere la sorpresa nelle patatine, io ne mangio tante, ma io volte verso il sacchetto non vedo niente dentro. Quindi da lì parlo questo discorso e dico, ma se eravamo in un mondo, siamo nel 1973, dove le donne facevano la spesa e i maschi non sapevano neanche accendere i gas di casa e non fate gli eroi perché era così. 2. Andavi a fare la spesa e ti ritrovi addirittura le patatine per i bambini divise tra maschi e femmine. Sei Islamabad, dove sei? Hanno il burqa in giro. Ma infatti scrivo, le donne giravano col fazzoletto nero legato sotto il collo, ve ricordate le vecchie di allora? Quando parliamo di vecchi di allora parliamo classe 1890-1880. Gli ottantenni e centenari, gli anni 70 erano queste. Giravano vestite di nero. E da lì inizio a parlare di parità di genere, ma lì cito 3 donne, secondo me, fondamentali. Una l'ho conosciuta bene, che è, secondo me, colei che ha sdoganato a livello nazionale e internazionale il tema della parità di genere. È Rita Levi-Montalcini. Io lei l'ho conosciuta bene. E lei, secondo me, sì, premio Nobel, noi parliamo un grande scienziato, non come altri che gira che fa finta di essere scienziato. Però lei di fatto ha sdoganato l'idea che le donne valgono di più. Voi pensateci, è un'icona della parità di genere.
Poi una seconda donna che cito in questo capitolo è Nilda Iotti. Nilda Iotti che è stata la prima donna presidente del Parlamento, della Camera, eletta 2 volte, fra l'altro trasversalmente. E poi cito una insomma che mi sta a cuore, che è la Tina Selmi. Bravo. L'ho lasciata per l'ultima. L'ho lasciata per l'ultima. Tina Selmi è una storia strepitosa, io non l'ho mai conosciuta. A 14 anni diventa una staffetta partigiana, staffetta Gabriella. Lei vede i morti impiccati sul viale di Bassano e decide di partecipare alla Resistenza. La Resistenza inizia l'8 settembre del 43 e finisce teoricamente il 25 aprile del 45. Tina Selmi è la prima donna veneta, anzi prima donna italiana, veneta, che diventa ministro della Repubblica nel 77. Tina Selmi è la prima donna che in Italia, da veneta, diventa ministro della salute. Allora si chiama ministro della sanità. Ed è colei che dà vita al servizio sanitario nazionale. Penso che la diciamo tutta sulla qualità delle donne. Però io nel libro mi permetto di dire che secondo me la parità di genere non esiste. Ancora noi non l'abbiamo raggiunta. Abbiamo degli esempi eccellenti, la dottoressa Romagnoli che è primario, un primario donna non era facile da vedere e quindi siamo orgogliosi di questo. Però non possiamo pensare che le norme sulle pari opportunità siano la soluzione della parità di genere. Le donne a parità di professionalità vengono ancora pagate di meno sul mercato del lavoro. Quindi vuol dire che c'è ancora molto da fare per fare in modo che le donne abbiano il loro spazio. Non vi parlo della maternità, non vi parlo degli asili nido, di altre robe. Però vorrei dire una roba sulla sanità, sempre mi fai una domanda. E Pastro ha detto una roba importante prima, rispetto alla qualità della sanità. Quindi c'è tutto un ragionamento che dobbiamo fare, ma lo devono fare le grandi istituzioni. Cioè, noi dobbiamo, se prima ho detto dobbiamo legiferare pensando ai giovani e alle donne. I maschi hanno già avuto tanto nella società. Prima diceva Marco, ma ne ha fatto un passaggio anche il presidente Pastro. Il ruolo delle donne nelle nostre attività è fondamentale. È fondamentale perché se non ci fossero state le donne, quante aziende sarebbero nate e morte contemporaneamente? Le donne nelle nostre aziende artigiane di allora non venivano stipendiate. Magari il marito metteva in regola solo per marchette, ma stipendio zero. Si occupavano delle famiglie, si occupavano della contabilità molto spesso, si occupavano del magazzino, perché le donne erano quelle che andavano a comprare la roba come mancava, perché uno lavorava e uno andava avanti diretto roba se serviva. Quindi la donna è stata fondamentale e io penso che questo ruolo deve essere riconosciuto, per cui saluto anche il presidente Boschetto, dovremmo mai fare qualcosa, cioè il ruolo della donna non solo nell'artigianato, nell'imprenditoria in generale, perché quando incontro gli imprenditori, che siano artigiani, cioè, anche oggi in forza, in attività, cioè, vedo sempre questa figura femminile che è incombente, non è irrilevante nell'azienda, cioè la donna ha un suo ruolo nell'azienda e comunque viene sempre messa, cioè se ne parla poco, perché probabilmente non è il front office come si dice, non è c'è l'uomo che fa l'immagine, ma dopo dietro c'è sempre qualcuno nell'azienda. Beh. Vicepresidente mio. No? Sì, lo so, ma non lo domandare. Ah, ci tengo. A livello Quindi istituzionale. butteremo una donna presidente di Confartigianato. Lei dice giusto di cosa. Magari anche nella regione, cioè. E anche non stupirsi se una donna diventa presidente del consiglio o diventa appunto rettrice dell'università, perché altrimenti sempre mi stupisco che. No, attenzione però, voglio dire una roba. Noi dobbiamo fare in modo che siano veramente garantite le pari opportunità. Dopodiché vince la meritocrazia. Perché sennò la trattiamo come padre dell'UF, come padre della Fesa. E infatti lei cita la specie di distinzione. No, a volte sì, lo dico nel libro, a volte mi capita quando ci sono soprattutto le campagne elettorali, quando tu vai dalla candidata donna, senti delle robe che se le dice un maschio,
Cioè, ti portano via. Perché noi donne siamo migliori, perché noi donne facciamo squadra. Pensate se dicesse un maschio, perché noi uomini siamo migliori, perché sei morto, cioè 10 passi da già seccato. Per cui anche voi piano quei discorsi. Cioè, mi hanno regolato. Lo dico a tutta la nostra categoria, ma anche della vostra. Assolutamente. Lei ha citato la sanità, doveva aggiungere qualcosa relativamente alla sanità. Ne approfitto perché è una bella platea di utenti, no? Io voglio dirvi due numeri perché bisogna anche guardarsi nelle palle degli occhi. Il Covid è stata una tragedia. Il Covid in Veneto è costato 2 miliardi di euro. Sono morti 17.800 persone. Sbaglio di qualche unità. Sono morti 20 milioni di persone nel mondo. Allora, premesso che c'è ancora chi sostiene che bastava ascoltarli, non moriva nessuno. Avete dei colleghi medici che sostengono questo. Ho preso ancora, non sono neanche medici che sostengono questo. Sono pochi. E io ho rispetto per le idee di tutti. Però non può, se mi venisse anche il dubbio, mi passa nel momento in cui vedo che sono morte 20 milioni di persone nel mondo e penso, vabbè, noi potremmo aver avuto una squadra di sprovveduti, ma vedo che a New York, nessuno se lo ricorda, scavavano le fosse comuni con l'escavatore per sapere dei morti. Tutte le città del mondo si sono fermate per 2 mesi. C'è stata una tragedia il Covid. Non possiamo fare tutte le analisi, partiamo dalle informazioni iniziali, finiamo con il vaccino, tutto quello che volete, è giusto che si chiarisca tutto. Ma negare l'evidenza no. No, perché io allora sono cretino che è stato lì 20 mesi in quel bunker a fare una pubblicità. Siete andati lì preoccupati. Sapete qual è la più grande preoccupazione del Covid? Soprattutto nella prima fase, anche la seconda. Vi do 2 numeri così capite cosa è accaduto. Noi abbiamo avuto, si sente? Noi abbiamo avuto la punta massima di 3.500 pazienti ricoverati e 540 in terapia intensiva. Nei nostri 68 ospedali ricoveriamo mediamente 8.000-8.500 persone al giorno. Se dedico metà letti a pazienti così complicati che non mi vengono per l'infezione all'unghia dell'anuce o per fare l'appendicite, ma sono tutta gente che sono ai limiti del tubo in bocca per essere intubati, voi capite che la sanità si ferma. Perché poi la vera tragedia è che con i grandi numeri di infezione avevamo un'ospedalizzazione seppur bassa, ma che beneficiava gli ospedali. Io non avevo altre soluzioni. Potevo chiudere gli ospedali e dire arrangiati, no? La nostra tragedia, che a me mi ha segnato, mi ha segnato molti, è stata quella che se non bastavano i respiratori, la gente iniziava a morire perché non aveva il respiratore in terapia intensiva. Noi abbiamo chiuso le sale operatorie per farle diventare terapie intensive. Mettevamo 4-5 malati in sala operatoria con i respiratori volanti. Io non accetterò mai che si neghi questa roba qui. Non serviva il respiratore, sì, ho capito. A parte il fatto che non decido se uno va intubato o no, ma mi risulta che chi si è rifiutato sia anche morto. Purtroppo. Detto questo, noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. 80 milioni. Abbiamo 12.000 medici e in totale abbiamo 54.000 dipendenti. Quest'anno abbiamo un incremento del 20% delle richieste di prestazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un collo di bottiglia. Riusciamo a erogare meno prestazioni di quelle che ci vengono chieste. Qua c'è poco da fare i fenomeni, non si pia sanità del prima, tutto non funziona, eccetera. Eroghiamo meno prestazioni di quelle che sono richieste. I pani e i pesci devono solo moltiplicare. Allora, quando io ero bimbo, andavi dal medico, cos'è che ci diceva il medico, dottoressa Romagnoli? Mani in bianco, fai la radiografia. Oggi un TAC, in quegli anni lì, a parte trovare una TAC era una roba, forse un'altra ragione. Sto parlando di 30-40 anni fa. Oggi una TAC non la si nega più a nessuno. Una risonanza la si fa. Una volta se ti dicevano devi fare un TAC, non molto mai. Oggi la TAC, ma il ginocchio, non so, qualcosa.
Addirittura abbiamo i radiologi che ci dicono: mamma, per vedere il menisco, per vedere l'artrosi a un ginocchio, stai fatti una radiografia. Io non discuto le prestazioni, che sia chiaro, non discuto le prescrizioni dei medici perché non sono un medico, ma prendo atto che avendo tante macchine abbiamo la possibilità di indagare molto di più, ma anche di avere molta più richiesta. Punto. Non è che qua stiamo chiudendo la sanità per darla ai privati, perché il mondo non si cambiare. I privati che ho ereditato io sono quelli lì, hanno aumentato di un centimetro. Noi siamo veramente in difficoltà. Guardate, ieri ho fatto una grossa riunione con i direttori generali, non vi dico quanto ne ho dette. Ma è un tema, dobbiamo organizzarci. Adesso sulle visite categoria B, insomma, diamo la risposta entro i 10 giorni sulle B, può esserci qualche caso, ma ci siamo, sulle urgenti. Abbiamo le difficoltà sui 30-60 giorni, perché si allungano molto di più. E questo è un tema, guardate, bacchette magiche non c'è, ma non è che il problema è veneto, il problema è nazionale. È un ragionamento sulla appropriatezza e su come fare ci vorrà. Io penso nel futuro, e l'ho detto anche in miei, lo sto dicendo da anni, a parte quello dei tecnici, che ci vogliono dei professionisti, perché mancano medici in Italia, mancano 45.000 medici. E quando lo dicevo io, nessuno gliene fregava niente, anzi, quando ho assunto 3.000 giovani laureati che ancora non erano specializzati, mi hanno fatto la polemica nel 2018, e sono gli stessi che poi venivano a nostre case per me durante il Covid. Il tema è che noi dobbiamo capire come, a livello nazionale, come rimettere in fila questa roba, le richieste di prestazioni e le erogazioni di prestazioni. È un sistema che deve tornare a trovare il suo equilibrio, e penso che, non so, ci aiuterà l'intelligenza artificiale, ci aiuteranno, diciamo, forse le nuove tecnologie, ma guardate, io penso nel futuro, oggi, lo dico così, lo dico un po' provocatoriamente, ma penso che piuttosto che realizzare un ospedale forse varrebbe la pena prendere una zona industriale e riempirla di TAC e risonanze, perché la gente oggi è angosciata non dalla cura ma dall'indagine. Siamo i primi per trapianti ancora, 57 cuori anche quest'anno, siamo al 3000° trapianto di rene all'Università di Padova, trapianti di fegato siamo il primo hub nazionale. Siamo i primi per il cancro al pancreas, il centro di Verona con il professor Passi, abbiamo l'oncoematologia pediatrica, insomma, dei nostri ospedali, se riesce ad andarci, ti curano. Per carità, vi ricordo sempre che se qualcuno vi tratta male o vi cura male, prendetela con lui, non è che hai ordini da parte mia. C'è inutile scomodare la politica, cioè, questi sono professionisti e rispondono per loro, però sono bravi i professionisti. Sono bravi i professionisti. Guardate, non vi dico portate pazienza, vi dico che stiamo lavorando e cercando di trovare la soluzione, che non è semplice. Vi dico anche di più, che io da un anno che ho pronto il sistema di prenotazione col telefonino, con l'app, ma non lo metto in piedi perché se poi non trovate il buco per prendervi la prenotazione, vi incazzate tutti. Ma siamo già avanti in maniera tale che non chiamerete neanche più il CUP. Io sono un anno che è pronto, ho fatto l'app con gli ingegneri, tutto semplice. Avete presente le vaccinazioni, come vi prenotavate? Codice fiscale le ultime 6 cifre, tessera sanitaria le ultime 6 cifre, vi veniva fuori luoghi, voi vi sceglievate il posto dove vaccinarvi, orari e via. Però bisogna avere le agende libere. E oggi non siamo nelle condizioni di avere agende libere, siamo strapieni. Tra l'altro il Covid ci ha fatto ereditare 500.000 prestazioni in evase, che noi stiamo ovviamente smarcando, e molti cittadini giustamente cosa dicono? Mi tocca andare al privato, se no non ho la cura, non ho la risonanza, non ho la TAC. E questo non è bene, però dobbiamo cercare di venirne fuori. Voi avete questo disagio come c'erano tutti i cittadini, però vi ripeto, è una roba che stiamo vivendo a livello nazionale, ma io penso anche internazionale, perché vi ricordate quando è scoppiato il Covid? Ci hanno subito fatto credere che in Germania non c'era problemi, esatto, bravi. La Germania è stata chiusa in termini temporali 3 volte più dell'Italia. Cioè tutto il mondo è paese, tutto il mondo è paese dopo. Però questa è la vera sfida, riprendendo le parole che diceva il Presidente Pasta.
Presidente, andiamo un po' in chiusura, anche se ci sarebbero tantissime tematiche, ma il tempo vola. Parlando, lei cita anche della scuola. La scuola era la prima che faceva delle differenze, mondo maschile e uno femminile, riguardava tutti i contesti, dalla scuola dall'insegnamento centralizzato al tempo, centralistico. Perché cito la scuola? Perché la scuola è cambiata, si è passati adesso a una scuola molto più regionale, territoriale, però rientra nella delega delle materie famose. E qui ci colleghiamo anche a un discorso di maggiore autonomia, uno dei temi che a lei sta particolarmente a cuore, che comunque viene anche approfondito qui nel libro, che può aiutare in qualche modo ad approfondire, a crescere i giovani a cui lei tiene in modo particolare. Ma sì, il tema si sente? Sì, sì. Il tema dell'autonomia è un tema che grazie allo sforzo che tutti voi, tutti noi abbiamo fatto, portando 2.273.000 persone a votare il 22 ottobre 2017, ci permette oggi di dire che grazie a questo governo abbiamo il disegno di legge che il Presidente della Repubblica ha firmato e in discussione al Senato. L'autonomia non è un atto sovversivo, è scritto in Costituzione, prova che Mattarella ha firmato la legge. Questa è la risposta più lineare e più pulita che si poteva dare a tutti quelli che dicono è la secessione o altro. Dopodiché il paese è diviso a metà, ma non per colpa dell'autonomia. L'autonomia non esiste. Io penso che sia immorale pensare che ci siano dei cittadini di qualche regione che sono costretti a farsi la valigia per curarsi fuori in regione. Ma noi ci la mettiamo nella lista d'attesa giustamente, ma poi non è anche quelli da fuori che vengono qui. Quindi qualcosa mi dice che non si sgangherai. 2. Penso che noi abbiamo fatto, non è vero che noi abbiamo avuto più soldi. Pensate che io ho voluto dare vita alle Breast Unit nel 2010. Cos'è la Breast Unit? È l'unità senologica. I team, i gruppi che si occupano di tumore al seno. Nel 2010 io ho chiesto che si creassero dei team operatori che operassero solo seni, seguendo linee guida internazionali che prevedono che chi mette le mani su un cancro al seno deve fare almeno 150 interventi all'anno. Questo ci permette di avere più casistica, qualità della cura e visione del campo operatorio che è diversa rispetto giustamente a uno che fa appendicite, seno, fegato. Cioè, il mondo non sa che stiamo qui a spiegarlo. Vi dico il casino, ma oggi grazie, perché il casino c'è stato più di qualche professionista chirurgo che non gli andava bene di perdere, perché poi giustamente ognuno ha la passione, no? Ma anche molte pazienti alimentate dai professionisti che venivano a dirmi state distruggendo tutto. Oggi la Breast Unit in Veneto è un fiore all'occhiello e ci permette di dire che il 95% di cancri al seno ha un esito di cura positivo. Cioè, si vive. Ci è costata cosa? Zero, organizzazione e basta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando io vedo i dati sui tumori al seno di altre regioni e li vedo più bassi del 95%, dico non è che hanno avuto meno soldi, sono disorganizzati. Perché se tu non ti dai un'organizzazione, finisce che non arrivi qua. Allora penso alla roba. Se avessimo avuto una gestione centralista della sanità, avremmo mai avuto la Breast Unit? Probabilmente no. E chi ci avrebbe rimesso? Le donne, magari nella qualità delle cure, ma come per altri comparti. Quindi penso che l'autonomia sia un'assunzione di responsabilità, penso che sia fondamentale. Per quanto riguarda la scuola, noi non vogliamo fare nessun disastro, però vi faccio un esempio. La scuola oggi è gestita dallo Stato, non da noi. Però oggi l'obiettivo nazionale della scuola è combattere la dispersione scolastica. Cosa vuol dire? Fare in modo che i ragazzi vadano a scuola, perché in alcune regioni, soprattutto al sud, non hanno neanche la scuola dell'obbligo. Alcuni non si presentano a finire la terza media. Da noi il tema della dispersione non esiste. Non possiamo dire che siamo un problema di dispersione scolastica. I ragazzi vanno a scuola, ma magari abbiamo altri obiettivi, che è quello di parlare la seconda lingua come l'italiano, magari è quello della conoscenza estrema dell'informatica, del mondo digitale. Allora, vedete che abbiamo obiettivi diversi, sacrosanti entrambi, ma che non si sposano. E non capiamo perché dobbiamo avere un obiettivo nazionale se non è fatto su misura per il nostro modello. Perché scuola per noi vuol dire società, ma vuol dire anche produzione, vuol dire imprese.
Abbiamo 20.000 ragazzi in Veneto che fanno la scuola di formazione. È un modello tutto Veneto, senza parlare delle scuole paritarie dell'infanzia, dove abbiamo, vi dico solo questo, noi abbiamo gli asili, giusto? Abbiamo gli asili 0-6 anni. Vorrei qualche nepotetto che va all'asilo. Il Veneto, unica regione in Italia, per un modello che abbiamo trascinato, abbiamo 90.000 bimbi che vanno nelle scuole parrocchiali, dalle scuole, dagli asili parrocchiali. Quindi pagano i genitori, pagano un po' le parrocchie, paga la regione che ci mette 32-34 milioni di euro all'anno, e uno dice, ah beh scusa, mandali a scuola all'asilo pubblico, nelle altre regioni c'è l'asilo pubblico. Da noi sapete cosa c'è? Nulla. Cioè lo Stato non ha realizzato posti e non ha insegnanti per scuole materne per 90.000 bimbi, che se chiudessero tutte le scuole, gli asili cattolici, sarebbero in strada. Sapete quanto risparmia lo Stato con questo giochetto qua? Oltre 200 milioni all'anno. Cioè noi paghiamo per 90.000 bimbi e lo Stato non ci dà un centesimo e risparmia oltre 200 milioni di euro all'anno. Capite che non può funzionare così. E l'autonomia è anche questo. Basta adesso. Basta, avevo finito.